Ecco ragazzi, così avviene la pressatura delle balle di fieno. Ciao ragazzi, stiamo partendo per andare a pressare il fieno. Eccoci arrivati nel campo. Allora, qualche giorno fa abbiamo falciato tutta l'erba di questo campo, poi successivamente è stata girata in modo tale da farla seccare bene da tutte le parti. Poi attraverso il ranghinatore l'abbiamo raccolta, vedete, in delle file, e adesso stiamo passando invece con la pressa che è attaccata al trattore per fare le balle di fieno. Allora adesso vi faccio vedere bene la pressa. Allora, di forza, mano e via. Leva un attimo. Ah, è un po' automatico, adesso vedi, taglia.
Adesso in pratica ci resta da caricare tutte le balle che sono state fatte su un carro e successivamente portarle nel fienile. Però prima di fare ciò dobbiamo ordinarle con il frutteto. In pratica le mettiamo vicine 2 a 2 e per poi appunto caricarle meglio. Quindi tra poco dovrebbe arrivare mio fratello con il frutteto per ordinarle e successivamente andiamo a prendere il carro invece per caricarle. Eccolo qua, già arrivato. Bisogna ordinarle. Ce la fai? Passa un po', passa. Allora, Tira là. si può passare. Sì, go. Che ti vede come lei ha messa la pala. Allora ragazzi, siccome le previsioni per questa sera non sono le migliori ed è meglio evitare di prendere la pioggia, il padre è andato a prendere il carro appunto per caricare le balle di fieno e adesso procediamo al lavoro. In questo modo si caricano le balle di fieno.
Ecco ragazzi, allora adesso andiamo che vi faccio vedere dove le scarichiamo. Bene ragazzi, allora per questo episodio è tutto, noi ci vediamo alla prossima puntata.